il semplice sacrificio dell'interesse personale rispetto a un interesse più alto, più ideale, come l'interesse collettivo. E il nostro pare un paese un po' piegato su se stesso, senza la tensione ideale, la tensione morale. Gli italiani vengono visti un po' come un popolo attento principalmente al proprio tornaconto. Però io penso, di poter dire, credo che lo possiate condividere anche voi, che noi italiani non siamo così, non lo siamo stati, non lo siamo nemmeno adesso. E la storia tutto sommato corrobora questa nostra convinzione, perché gli italiani anche in tempi recenti sono stati protagonisti di eventi straordinari, di comportamenti e di sacrifici davvero inenarrabili, soprattutto di fronte a certe emergenze. Forse dobbiamo recuperare un po' di questa tensione morale e di questi valori ideali. Certo, viviamo un momento difficile, lo sappiamo tutti, un momento grave, di grave crisi economica che ha colpito l'Italia, ha colpito anche questo territorio e che rischia anche di incidere purtroppo anche sulla tenuta del tessuto sociale. I cittadini in Italia sono spaventati, preoccupati, si sentono in qualche modo aggrediti, sono disorientati, avvertono una condizione di precarietà e reagiscono chiudendosi in loro stessi, difendendo quel poco che hanno costruito e hanno realizzato. Io credo che occorra fare uno sforzo per recuperare un po' di ottimismo e di fiducia nel futuro, anche se non è facile, lo capisco.